Gentili amiche, cari amici, buongiorno, siamo a marzo, domenica, che barba! Di nuovo una giornata un po' bigia, ma non richiede, grazie a un aggiustamento tecnico della Lumix, una luce artificiale, quindi bagniamo in luce naturale, considerato che la primavera sta avanzando. Abbiamo bisogno di natura, di verità, di naturalezza. E dopo aver bagnato mando un caro saluto a tutti coloro che si sono in questo momento svegliati, a quelli che sono svegliati all'alba, quelli che hanno lavorato. Down of Glory, qua salutiamo innanzitutto Alessio dalle Isole Eolie, Ante Lucano Sbarbatore con delle meravigliose setup. Qua abbiamo una super liquida lozione, pozione per preparare una rasatura di 3 giorni fatta male, anzi di 2, perché ieri non l'ho fatta ma il giorno prima sì, e quindi andiamo a raderci, andiamo a preparare il pelo augurandoci che questo mese sia un po' meglio di quello prima. L'anno non è cominciato tanto bene, andremo poi a guardare naturalmente nei nostri highlights i punti sintetici di una settimana ispirati da anteprima news di Giorgio Dell'Arte e non solo, anche dalla stampa nazionale, dai media, da X, dei quotidiani principali che scrivono più o meno bene quello che vogliono loro e che gli serve, mentre senza dilungarci troppo, perché abbiamo anche da montare stamattina un sapone da zero, anzi una crema di una linea conosciutissima, sempre appartenente alla famiglia di Goodfellas, che si chiama, adesso ve lo faccio vedere, ma io avevo già trovato un ottimo aftershave EDT che si chiama Citrus. Sì, Citrus, questi sono i campioncini. Sondaggio: quanti di voi utilizzano i campioncini oppure finiscono in mezzo, in fondo ai cassetti con i peli, con i capelli che li tirate fuori? Oh, c'era un campioncino e non l'ho mai usato. Beh, questo è un regalo di Vincenzo Pitrelli, che oggi sappiamo localizzato sugli Champs-Élysées, dico io, ma comunque da Matera alla Francia. Il pennello è un Roma, eccolo qua. Salutiamo intanto Marco Marotti. Roma, mettiamo un po' a testa in su, visto che Roma già subisce così tanto i colpi della contropropaganda e anche delle manifestazioni. Pisa 5.000 persone, Firenze, Roma, tutto tranquillo ieri, non hanno fatto casino, i poliziotti sono rimasti fermi a costo che se li avessero menati dovevano pure star zitti. Questo è il paradosso. Useremo 2 ciotole, la Fabergé, Mec Chocolatier, tazza da cioccolata calda svizzera, e andiamo a prelevare, allora, perché dobbiamo montare, una porzione di questo citrus. Io ne metterò così. Cosa dice? Esagero? Dice che riesco anche a fare lo shampoo al cane? Vediamo, andiamo ad adagiare sul fondo, vi farò vedere, spiaccicando, cioè shakerando e spiaccicando. Spero di non essere ancora un po' troppo sovraesposto, ma ecco, io direi che posso farvi vedere ragionevolmente sul fondo la nostra Citrus, che aprendosi sotto il peso, sotto la pressione dei miei polpastrelli, diventa molto più morbida e quindi ben montabile. Andiamo subito a ripulire le dita dentro il pennello Roma by Omega. È un sintetico bicolore, non ve l'ho descritto ma lo conoscete bene, meglio di me. Saluto tutti coloro che sono in ascolto, da Maurizio, saluto a Luca, saluto i Davide con e senza barba, saluto Fabio, con cui scambiamo spesso delle opinioni relative anche alle campagne elettorali in corso. Non è soltanto terminata la campagna per l'elezione del governatore della regione Sardegna, poi vi darò contezza per chi non avesse approfondito. Andiamo, sentite il ciloccando, andiamo a montare questo sapone che sa di mare, sa di polipo, sa di octopus, sa anche di un po' di kraken. Ricorderete la scatola del Citrus, non posso farvela vedere, ma io me la ricordo bene, interessante, come tutte le grafiche degli amici di Rasoio Goodfellas, che preparano sempre ottimi motivi, come anche salutiamo il nostro amico Donato, che ho visto brillantissimo. Salutiamo quindi tutte le produzioni di Extra, tutti gli sforzi che Donato ha fatto e continua a fare molto bene, l'abbiamo visto ristabilito, anche ringiovanito, quindi in bocca al lupo per tutto. Ho visto alcuni amici che sono andati a trovarlo alla bottega a Settimo Torinese, tra cui Emiliano Condina, che non sento da tempo, il nostro albenganese o alassino, non me lo ricordo più, e si radeva, non so se lo fa ancora, filmandosi. In ogni caso, vecchi ricordi. Saluto Odus Odditi, Luigi del 13, Mirko Falà, tutto lo staff
degli amici della pogonotomia, dei barbieri si nasce, della rasatura tradizionale Roma, Elisabeth Occhi e Pacciamama, i ciotolari pogono-autonomici, Gentleman Style, non voglio ricordare nessuno, un po' meno il Montefeltro da cui sono uscito e quindi non pubblico più i miei video, quindi vi saluto, ciao. E mentre andiamo a guardare cosa è accaduto dopo alcuni minuti, che ne saranno passati almeno 2, andiamo a vedere se secondo noi possiamo già cominciare a predisporre e a spargere. Mentre possiamo partire dall'Ibituerie, Enrico Scavino, morto, nato nel 1938, morto nel 2024. Chi era Enrico Scavino? Uno dei Barolo Boys, sono stati tra i primi che hanno portato avanti uno svecchiamento dell'idea di vino, che nelle Langhe hanno prodotto tantissimo buon vino, credo che la sua famiglia continui a produrre, quindi un fondatore, un antesignano dei grandi vini piemontesi, dell'aristocrazia barolesca, a cui appartiene anche il nostro amico Davide Fregonese con il suo Road Murray, si dice, non lo so, l'ho sentito Davide in un evento a Milano al ristorante da Berton presentare il suo meraviglioso whisky italiano in edizione limitata, ma non ho capito come si pronuncia in gaelico. Comunque in ogni caso whisky italiano, seguitelo, è accoppiato anche ad alcuni oggetti di lusso tipo gli orologi Breitling, quindi se vi piace essere in tweed elegantissimi, abiti caraceni da 6.000 euro, azzimatissimi, con o senza barba, potete seguire Davide Fregonese e le sue meravigliose avventure. Davide Fregonese Wines fa anche vini sull'Etna, ma ne abbiamo già parlato, non andiamo oltre. Andiamo a vedere quanto è bella bianca, quanto è buona questa essenza, questo profumo, questa elegante delicatezza. Andiamo a bagnare il viso. Andiamo a preparare. Oh, finalmente siamo al massaggio. Molto bene l'attacco, molto bene l'aggrappo su una barba irsuta, ispida, non peli lunghi, non peli molli, peli duri come l'ottone. Quindi la mia barba è molto dura, ma come quella di tutti quelli che si radono da anni e tutti quelli che hanno soprattutto la mia età. Quindi andando avanti abbiamo Vifor Vannacci. Allora, generale Vannacci di nuovo in prima fila, in prima linea, soprattutto sotto l'occhio delle procure, per quanto si è detto nella volta scorsa, per alcuni fondi distratti durante la sua missione in Russia, candidato alle elezioni europee. Salvini punta tutto su Vannacci perché vuole acchiappare almeno l'8,2%, perché appunto nelle elezioni regionali Forza Italia l'ha praticamente raggiunto. Questa paura Salvini. Vifor Vannacci sarebbe anche Vifor Verdini, finito al carcere di Sollicciano, Verdini padre, e c'è stato lo scandalo che il buon Salvini, essendo il suo genero, è andato a trovarlo in galera, e allora polemiche, partite Radio 24, sono partiti Cruciani e Parenzo, doveva fare, poteva fare quello che voleva, fino a provare a contare a Salvini un nuovo libro, può andare a trovare in carcere chi vuole, soprattutto un suocero così ingombrante. E seguiremo le future gesta di Vannacci, intervistato anche in una clamorosa intervista, scusate il giro di parole, di Aldo Cazzullo, che tra le tante domande che gli ha posto in merito alla sua vita, alle sue scelte, alla sua posizione del perché attaccato, in realtà non l'ha attaccata Paola Egonu, campionessa bresciana, nera di pelle, no, è che mica dobbiamo nasconderlo, della nazionale di pallavolo, ha detto che non era nulla quello che voleva dire, non voleva assolutamente essere così una dichiarazione razzista, ma voleva dire semplicemente che non sembrava molto italiana. In effetti Paola Egonu, in realtà italianissima, nata all'ombra delle acciaierie e della storia dei Lucchini, imprenditore dell'acciaio, ma lasciamo perdere, non divaghiamo. Intanto il Citrus qua si è comportato benissimo, io sento che la mia pelle è pronta per essere tra un po' aggredita in senso buono, ma così deve essere, da una lama che sarà giapponese, quindi vi spoilerò le lame che andremo a montare su un rasoio Razorok Black Oak 2, quindi avete già capito tutto, perché ormai sapete il mio parterre di rasoi è sempre lo stesso, quindi sono anche prevedibile. Quindi partiamo da una crema bergamasca, andiamo a una lama giapponese su un rasoio sempre bergamasco o importato, adesso non ho idea, che vi presenterò a breve da un punto di vista dell'immagine, per chi non si fosse ancora collegato al mio canale Domenica che Barba. E quindi procediamo, sciacquiamo le mani e andiamo in rasatura, mentre sullo sfondo musicale coperto dalla mia voce abbiamo Radio Castellumberto, è una radio della provincia di Messina. Castellumberto è un paese della provincia di Messina, interessantissimi gli spot pubblicitari, dove a parte un negozio che si trova a Tortorici di ottica, di cui non faccio il nome perché non voglio fare
della pubblicità parlava anche di un negozio che fa il pane proprio a Castellumberto, un pane caldo, se volete fare una bella scorpacciata con gli amici a base di pane, questo è un negozio che fa pane caldo, ve lo può portare a casa anche la domenica. Interessantissimo questo provincialismo meraviglioso dell'Italia particolare, della piccola Italia, la Sicilia, poi Messina soprattutto, anche Catania, dove è nato Gianni Bella, per dirne una, insomma, dove la musica, dove la vita. Non pensate che la Sicilia è soltanto la bellezza stupenda di Ortigia o di Ragusa Ibla, no? Della provincia di Agrigento, ma c'è anche una bellissima parte nella Sicilia occidentale dove c'è un gran fervore. Eccolo qua, partiamo, siamo arrivati, eccolo, Black Hawk 2, leggero, da casco nero di Guerre Stellari, manico con 3, 6, 8 cerchi concentrici, chiusura, apriamole un single edge, come vedete, a un solo lato userete una sola lama. Sembra una sorta di messaggio messianico, non vi radierete con altro. E quale sarà la lama? Ovviamente, eccola qua, Captain Titan Mild, eccole qua, con carrello dispensatore che sposteremo a destra secondo me e a sinistra ci porterà in mano, permettendovi di prenderla senza tagliarvi questa meravigliosa lama, che potete poi riporre, sentite, qua ce ne sono contenute le lame usate, in uno spazio che trovate qua a fianco per riporre le lame usate. Io queste sono le uniche lame, come sapete, che uso 2 volte. Questo non è un caso di vergnaccheria, voglio definirlo spreco di energia, io non voglio sprecare, quindi questa lama che vi faccio vedere, lama chirurgica, che verrà accomodata in queste sedi riga, pallino, riga e basta, va accomodata secondo una, sentite qua mentre canta Santino la canzone Sognando. Io adesso lascerò il silenzio mentre andiamo ad accoppiare, a chiudere come si deve, e vi presenterò anche l'esposizione. Ho perso il manico del rasoio, eccolo qua. Sentiamo Santino nel frattempo che ci illumina e ci porta anche un po' a calarci nella nostra Italia antica, in quel mondo che non esiste più. E io vi auguro buona domenica, e buona domenica, ma che barba! Attacco non banale sul mio lato destro. Avremo una ciotola in cui laveremo il rasoio, che è una Carlito, eccola qua, doppia ciotola quindi oggi, per andare a una ciotola dipinta a mano, molto marinara. E saluti a Fabrizio che non vedo da tempo. Perso nei cavi delle sue attività informatiche, dei cavi sottomarini. Avete sentito il podcast Paesi Nuovi, una puntata registrata l'altro ieri, per chi ha voglia. Io non so neanche se alzo la musica di Santino, se violo il copyright, ma adesso provo. Se poi mi bloccano il video vuol dire che Santino è una star internazionale. Andiamo a abbassare questa meravigliosa vocalità dell'Italia del meridione, di questa Magna Grecia, di questa isola messa davanti alle coste dell'Africa, frutto di tante storie, di tante invasioni, di tante parole, dall'arrivo dei migranti a Lampedusa, la vendita della villa, delle 2 palme a un medico da parte della famiglia erede di Silvio Berlusconi. Primo passaggio, non dico ultimativo, ma si potrebbe piantare così, andare via, prendere, uscire, cravatta, oppure un maglione, girocollo, una giacca estiva. Invece no, ci sono ancora 2 passaggi, mentre proprio le elezioni in Abruzzo, che seguiranno il 10 marzo, dopo quelle della Sardegna, portano, adesso però mi bagno per la seconda incrematura con Sea Citrus,
Trino. Tutti avrete seguito lunedì, non si sa perché, chiuse le urne domenica alle 7:30, dovete aspettare lunedì alle 7, alle 10 scusate, dovete aspettare il giorno dopo per cominciare a scrutinare. Ancora oggi mancano delle sezioni, dopo una settimana la regione Sardegna a rilento mandava i dati, sembrava che avesse vinto Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, proposto e imposto all'isola da Giorgia Meloni, e proprio per questo ha pagato nell'isola una marginalità e ha perso per 3.000 voti contro Alessandra Todde dello schieramento del Campo Largo, PD 5 Stelle, quindi prima donna governatrice del 5 Stelle nella storia del movimento. Conte gongolava, Conte cantava, non dico coi tenores di Bitti, ma insieme al comitato elettorale di Alessandra Todde a Cagliari, a Piero come un uovo dopo Mirto Cannonau. Questo l'ho intervistato Diego Bianchi del Divano, rientrato a Roma in tarda notte dopo la chiusura dei seggi, e poi alla fine sembrava che avesse un controsorpasso Truzzo, poi alla fine ha vinto per pochissimo. In realtà pare che non siano 2924 i voti, queste sono le differenze, sono messe in ordine chiaramente non corretto, questo l'ho scritto l'altra settimana, quindi eletta, vedete la E, Alessandra Todde 330.619 preferenze contro 326.695, queste le differenze, magari sono anche meno, infatti pare che siano circa 800, dice TD, come si chiama il deputato sardo, quello che è uscito in conferenza stampa dopo i primi exit poll che non c'erano, e comunque aveva capito che l'avevano preso negli aula, aveva fatto un comunicato troppo pessimista, l'hanno sgridato da Roma, però ha detto alla fine di tutto, qua vogliamo che magari non fare neanche, non chiedere il riconteggio, però vogliamo che si discuta sulle cose reali. Hanno ragione, perché pare che abbia perso per 700-800 voti Paolo Truzzu, ma soprattutto ha perso a Cagliari, la città in cui è sindaco, dalla quale era pronto a dimettersi, ma si dimetterà lo stesso, non lo so, adesso che l'hanno trombata le elezioni. Infatti poi abbiamo nella impietosa cronologia, ecco, queste erano, avevo preparato l'altra domenica per scrivere accanto i risultati di Truzzu, Todde e degli altri candidati. Purtroppo il nostro Paolo Truzzu è rimasto inchiavardato e intrombato. Dunque gli altri dati sono per Soru, di cui si è candidata la figlia contro il padre contro il PD, no? Si è candidata come indipendente, e la figlia si è candidata, è stata chiaramente credo eletta in un'altra lista, quindi figlia contro padre, Soru ex governatore della regione, mentre Lucia Chessa, lista civica, ha preso l'1%. Liste civiche non tirano, qua sono già usciti i candidati, ieri breve giro per le strade di Cecina a incontrare Federico Fulceri, candidato in una lista civica indipendente di un'espressione più a sinistra che a destra. Ieri il candidato Salvatore Giangrande in piazza Guerrazzi distribuiva volantini, c'erano 7-8 persone. Dentro il comune vecchio di Cecina, sempre in piazza, invece l'avvocato Lorusso aveva preso un intero palazzetto, come lo chiamano, in realtà la vecchia sala consigliare, molto bella, molto attrezzata, e c'erano 24 persone che lo ascoltavano. Quindi poco appeal, a 3 mesi dal voto, a Cecina si vota per il sindaco il 9 giugno, contropelo. Quindi dopo la Sardegna, in Abruzzo abbiamo la sfida tra il favoritissimo e il melone d'Abruzzo, come l'ha chiamato il Foglio, Claudio Marsilio, scusate, sfiderà Luciano D'Amico per il centro-sinistra. Marsilio governa, è di centrodestra, e pareva un mese e mezzo fa che avesse un vantaggio di 30 punti. Un sondaggio purtroppo lo dà, adesso io non so dove l'ho scritto, ma in ogni caso a 49 contro 48, cioè a un punto di distanza da Luciano D'Amico. Certamente questa boccata d'ossigeno della sinistra li ha gasati molto, nonostante Arianna Meloni, sorella, abbia minimizzato e gli ha detto: ma ha vinto per 3.000 voti, ma che sta mica una sconfitta, ma che se ne frega, dai. Bene, contropelo. Sentiamo intanto le pubblicità di Radio Castellumberto. Card e tanto altro. Chiedi alla cassa per saperne di più. Tanti servizi al tuo servizio, solo alla distribuzione supermercato. A Sinagra, in contrada Filippello. Per la tua pubblicità su RCL 0941 43 82 74. Power Play. La grande energia della musica, ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo. Cosa state preparando, ragazze? Cosa state preparando? Vabbè, andiamo ad augurare una buona giornata al nostro grande amico
Giuseppe Ferrazzo. Giuseppe Ferrazzo. E vi ho lasciati mentre mi radevo ad alcune espressioni di consigli per gli acquisti, per appunto di questa radio del Messinese. Altopiani abruzzesi malavitosi, altro highlights, long form su Repubblica. Pare che queste terre sconfinate tra l'Aquila e Pescara, di questi luoghi che voi transitando da Roma all'Aquila e andate o a Teramo o a Pescara sullo svincolo direzionale del Torano, incontrate, vedete, sono desolati, dovrebbero esserci mucche, trattori, attività agricole, perché la PAC, Politica Agricola Comune, ha versato 20 milioni di euro solamente alla Regione Abruzzo, tutti scomparsi. Non vi dico nulla, andate a leggere chi è che si intesta questi terreni, chi offre cifre altissime per aggiudicarseli. Se un terreno vale 1000, questi offrono 10.000, tanto hanno soldi da spendere, ci sono dei contatti con la malavita foggiana, con la Sacra Corona Unita e degli imprenditori del nord che da Trento a Padova gestiscono e si scambiano i buoni di questi denari che sono finiti nelle tasche di chi organizza oggi l'agricoltura in Italia. Ma non voglio andare oltre perché qua il tempo fugge, abbiamo già fatto 2 passaggi e diciamo quasi perfetta la rasatura. Vi ricordiamo che le Captain Titanite sono delle lame che non lasciano spazio in fingimenti, e quindi quando vi radete con queste lame il terzo passaggio è proprio esiziale, cioè un divertimento, una cosa bella perché è bello radersi. Bagagli sulle frecce, ricordatevi che se salite sulle frecce bianche, argento e rosse naturalmente, con più di 2 bagagli a testa di una certa dimensione che trovate online, se ce ne sono in eccesso, ne avete 3 anziché 2, vi buttano giù dal treno, no? Alla prima fermata scendete, vi fanno scendere, così come le biciclette, i monopattini che devono essere chiusi nelle borse. Se viaggiate in treno andate a controllare perché ci sono nuove regole, un po' di polemica, forse le hanno un po' riviste, ma questo è quanto. Poi abbiamo un dato demografico: entro il 2050 2,4 miliardi di persone si trasferiranno nelle città, quindi fine delle campagne, fine della cultura, per esempio della politica di insediamenti nel centro Italia, nella dorsale centrale tanto cantata da Franco Arminio, l'Italia dell'osso, quindi tutti nelle città, tutti a morire affogati di smog, di macchine, di code, di traffico, di crisi isteriche. Chi si può permettere di continuare a vivere in campagna, compri uno stazzo oppure una casetta, non so, in Abruzzo, a Capistrello, viene in mente, primo paese, provincia dell'Aquila, può fare un buon affare, magari un 2 livelli da ristrutturare. PSE e PES sono i socialisti europei, tra cui Pedro Sanchez naturalmente, Costa e non solo, sono riuniti a Roma. La Schlein ha approfittato per dare un grande segnale dopo la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna di una riunione della sinistra europea. Poi hanno fatto una grande festa di cui parla il Foglio, di cui vi parlo dopo. Questa è la copertina del Foglio di ieri. Abbiamo una specie di sergente Hartmann qua nella vignetta di Macox, ma non voglio parlarvi di questo. E si sono trovati tutti attovagliati in un locale di Trastevere storico dove è stata data una festa con aperitivo, e il conto pagato dai socialisti europei, non l'ha pagato la Schlein. Per adesso voglio dirvi semplicemente come si chiama questo locale trasteverino, garantista a chi? No, non è questo, i nuovi pisolini del Ragioniere Generale dello Stato, nemmeno questo, non lo trovo più, ma è santo Dio, ma è possibile che ogni volta che cerco qualcosa su questo meraviglioso giornale devo sfrullarlo fino alla fine perché non lo mi verrà in mente. Beh, insomma, era un localino molto d'antan, molto caratteristico per le abitudini degli amici del nostro centro-sinistra. Ricordiamo e facciamo un applauso a Elly Schlein, eccola qua, che è felicissima di avere vinto le elezioni, vede un nuovo futuro, una nuova prospettiva, un nuovo campo largo in cui Calenda si vuole inserire. Ha detto mai più disuniti, solo uniti si vince. Poi il giorno dopo ha litigato e ne ha dette di tutti i colori a Conte, 5 Stelle, l'indebitamento per il super bonus. Insomma, qua siamo in una situazione di neuropsichiatria. Ogni tanto i dati, in questo caso sfrullava la Schlein in piena notte alle 3 di mattina nel suo telefono, aveva male al dito, ha detto, a forza di scrollare i dati. In ogni caso, per pochissimi voti, Alessandra Todde, manager, fondatrice di Energay, con esperienza all'estero, tornata in Sardegna, figlia di un insegnante o di un fondatore di un movimento politico, forse un socialista, ha vinto. E andiamo avanti. Terzo passaggio, non ancora, finiamo gli highlights. Arrestata dopo 30 anni Daniela Klette al quartiere di Kreuzberg a Berlino, finalmente l'hanno presa. Esponente della Rote Armee Fraktion, la RAF tedesca, erano l'alter ego tedesco delle Brigate Rosse che negli anni 70 hanno insanguinato l'Italia. Questa l'hanno presa, l'hanno ammanettata. Mentre Monica Lewinsky, ricordate, stagista a poco più di 23 anni alla Casa Bianca, molto amica di Bill Clinton,
e torna in politica, ma non è che si candidi, per carità, però è entrata come modella, sempre una gran bella donna a distanza di molti anni, e facendo pubblicità nelle sue meravigliose mise per questa casa di moda ha anche detto andate a votare, perché hanno paura chiaramente per i democratici, allora pure che la gente non voti, insomma. Allora questo testimonial donna interessante, affascinante, serve a portare alle urne gli elettori, così come in Iran, le elezioni dell'Iran gli imam avevano selezionato alcuni candidati raccomandandosi di andare a votare. Sono le prime elezioni dopo la morte violenta di Masha Amini, vi ricordate tutti che si tagliavano le ciocche di capelli, anche il sindaco di Cecina che non aveva i capelli si era tagliato una ciocca di barba, quindi tutto questo mainstream che gira senza sapere di cosa si parla, così come Chico Forti, velista finito in galera per omicidio in America, torna in Italia, tutti felici. Ieri post della locale deputata Chiara Tenerini a Forza Italia, che in uno sponsorizzato post su Facebook ha detto finalmente Chico Forti torna, tutti a fare il tifo, forza Chico, viva Giorgia, la destra è quella che fa, che non parla, non dice ma fa. 1680 like in 4 ore per il ritorno di Chico Forti, che credo che nessuno sappia chi è. Io mi sono anche rifiutato di approfondire, questo è sempre uno che è finito in galera per qualche ragione, non è che l'hanno tirato fuori, ce l'hanno dato, così dobbiamo mantenerlo noi Chico Forti. Andiamo a vedere, adesso si ripartirà, mi ricordo un po' Cesare Battisti, ma non voglio parlare di questo. Quindi 41% l'affluenza alle urne nel paese dell'Asia governato dal governo teocratico degli ayatollah, quindi pochissimi hanno votato meno che in Abruzzo hanno votato il 51%, in Iran il 41%, quindi è tutta una questione di disallineamento, di distacco, di disintermediazione tra il potere degli eletti e chi li vota, il popolo sovrano, che dovremmo essere noi. Aiuti uso dal cielo hanno paracadutato alcuni aiuti su Gaza, avete sentito i 110 morti, purtroppo si dice provocati anche da Zahal, che ha sparato su questo gruppo di affamati che 3 giorni fa si sono buttati come dei disperati, avete visto le immagini dall'alto, terrificanti, verso un camion di aiuti, e quindi dal cielo arriveranno dei pacchi, non si sa, mi ricordo anche qui la Liberazione, le sigarette americane, il cioccolato, siamo tornati a quei tempi. Bene, invece l'incrociatore Duilio, tutti in chiesa, Crosetto sarà assolutamente emozionato, ha battuto un drone Houthi, finalmente nell'operazione Aspides, dopo i tedeschi che hanno tirato giù un paio di droni, anche un nostro incrociatore Duilio si è opposto alla dittatura degli Houthi, che oltre che tranciare i cavi sottomarini di cui al podcast, stanno danneggiando il traffico internazionale e anche attaccando navi italiane. Per Crosetto non l'ho scritto, purtroppo, inchiesta di Perugia, dossieraggi su decine di politici, adesso hanno chiesto all'antimafia un'indagine per capire come mai contro i politici di destra, tutto un mondo di imprenditori e appartenenti a questo tipo di ambiente, ci sia questo sistema per smontare, per contenere sicuramente la destra che sta sfuggendo di mano al mondo democratico, non sapendo più come fare, oltre che fare il long form sugli altopiani abruzzesi. Sono adesso alle prese con i dossieraggi e io direi che abbiamo letto tutto, non ci rimane granché se non fare il terzo passaggio. Andiamo subito a bomba. Allora, di questo prelievo che io non vi ho fatto vedere è rimasta ancora grande parte, quindi quella porzione che ho inserito di Sea Citrus era assolutamente, veramente anche buona per fare lo shampoo al cane, se avete anche magari un Terranova, un cane molto peloso, capiate che profumerà di limone, profumerà di fondali marini, se lo graderete, e poi chiaramente dovete dargli anche un aftershave, ma in ogni caso battute a parte, questo è il terzo passaggio, questo per concludere, questo è il velo da sposa per la rifinitura della barba di domenica 3 marzo, io non so che cosa farò oggi, se il tempo tiene prendo la bici e vado in pineta. Abbiamo dimenticato un altro candidato che si chiama Di Pietro, non ve l'ho detto, di sinistra, che ieri ha riunito diversi giovani in una sala pubblica. Bene, quindi i giovani sono anche chiaramente un argomento di consultazione, un argomento di stimolo per coinvolgerli, per non marginalizzarli, per pensare che sono loro il futuro del paese e che devono tornare a votare. Quindi bene, questo è stato veramente un gesto abbastanza inaspettato da parte dei candidati, messi da parte i barbogi, permesso che non sono tutti giovani candidati, anzi, è che sono 7 che si contendono la poltrona di sindaco di Cecina. Ma chi ve lo fa fare? Ma chi ve lo fa? Bene, di stare zitti e di remare, come diceva il grande Dario Fo, grande per modo di dire, ma comunque insignito anche di un premio Nobel, ve lo ricordate? E a parte le cose dette, ridette, stradette, noi andiamo a fare adesso l'obliquo.
Mentre qua il genere è sempre molto pittoresco. Qua abbiamo Michele Rodella. Da allora ho amato solo te, quindi non è vero che ci sono solo coppie che si separano, Sentite ancora, nonostante la voce stentorea di Rodella, come il mio Razorok Black Ops 2 stia ripulendo delle cellule morte invecchiate sul viso. Fantastico. Bene, terzo passaggio. Viviamo di cose piccole, io non andrei oltre, posso considerarmi rasato veramente, andando adesso con l'acqua fredda a rifinire, portare via i residui della post rasatura. Molto bene, la fresca acqua dell'acquedotto dell'Asa gestito da Rosignano Marittimo, che porta acqua alla costa in questo paesino di 26.000 abitanti. Andiamo a pensare poi un after, ma prima ho due cosine da dirvi, perché è vero che insomma i giornali per alcuni fanno parte, così diciamo, una parte accessoria, sono soltanto magari a volte un momento un po' di noia, mentre l'asciugamano color tortora tamponato e lascia il viso leggermente umidiccio, anzi non privo completamente di umidità, perché non mi piace mettere gli after sul viso non completamente asciutto. Il foglio torniamo allora a razzo e ci mettiamo magari così una luce alle spalle, vediamo anche un po' meglio. Abbiamo isolato alcuni articoli, qua JP Morgan, no? E qua guardate, Vittorio Grilli, ecco, questi sono uno degli uomini che tutti vorrebbero avere nel taschino quando c'è bisogno di mettere a posto un paese. Non c'è solo Mario Draghi nel mondo finanziario che conosce quali sono i poteri e gli equilibri e come si governa uno Stato all'interno di un'Unione come quella europea, poi Stefano Cingolani che ci dice: chi è che ha sostenuto KKR nell'acquisto della rete fissa Telecom? Chi ha finanziato l'uscita di Benetton dalle autostrade, salvato la Pernigotti, comprato mezza piazza San Babila e dovrebbe quotare Prada Milano? Questa è la JP Morgan, galassia finanziaria che ha investito a Milano e ha puntato sul paese dove fioriscono i limoni e ha nominato manager italiani. E il suo occhio ed orecchio ed esattamente questo, il dottor Vittorio Grilli, da 10 anni il loro gran suggeritore. Bene, per lui è quasi una rivincita, si dice, perché dopo la sconfitta subita a cominciare dalla mancata nomina governatore della Banca d'Italia nel 2011, in quanto si mise attraverso Mario Draghi, fu bypassato e superato in via nazionale, come ben ricorderete, dunque da Fabrizio Saccomanni, no scusate, se mi verrà in mente chi è che l'ha sostituito e l'ha bypassato, e Ignazio Visco spunta come un outsider, ecco, Ignazio Visco che resterà al comando per ben 12 anni, quindi come premio di consolazione Vittorio Grilli poco dopo terrà un temporaneo ma prestigioso riconoscimento, perché Mario Monti è entrato a Palazzo Chigi come salvatore della patria, oggi si direbbe della nazione, lo nomina prima vice poi ministro dell'economia. Quindi non roba da poco. Chi lo conosce assicura che nemmeno il golf riesce a mettere d'accordo lui e Mario Draghi, anzi al contrario, perché non si sopportano tanto, la cosa acuisce una rivalità radicata nelle loro differenze, anche prima che nelle loro ambizioni. Draghi romano, figlio di un servitore dello Stato cattolico, variante gesuita, riservato, una sola moglie, nessun cappotto, austero, tutto barrette proteiche. Grilli invece è milanese, laico, divorziato, bon vivant, appassionato conoscitore e collezionista di vini per i quali ha un amore intenso e coinvolgente. Mi dilungo su questa figura di gran commis del potere economico italiano e Grilli segue il più classico cursus honorum dalla Bocconi, master e dottorato all'Università di Rochester nello stato di Nuova York, ricercatore a Yale e poi al Birkbeck College di Londra, niente proprio di meno.
La destra nazional-populista non ha mai perdonato di essersi seduto alla mensa del Britannia, ricorderete, e le privatizzazioni di Romano Prodi nel 2000 c'era anche lui, quindi inviso la destra suo spauracchio. Oggi JP Morgan invece detta i tempi al governo di destra, quindi sono cambiate le cose, come sempre accade in questo meraviglioso paese. Negli anni del tesoro, al tesoro si cementano legami che resteranno forti, anche quello con Gaetano Caputi, allora capo dell'ufficio legislativo a Palazzo Sella, quindi sede del Ministero delle Finanze, il 20 settembre, con l'enorme isolato, ricco di uffici, pieni di potenti, e oggi capo di gabinetto, questo Caputi, alla Presidenza del Consiglio, l'uomo che a Palazzo Chigi segue le grandi partite del potere economico. Voglio fare in fretta, siamo quindi al 13 maggio del 99, si deve scegliere il successore di Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale, candidato ai Ciampi per sostenere il quale si sono accordati Walter Veltroni e Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini. Ciampi attende nel suo ufficio al Tesoro insieme a Fini, collaboratori tra i quali Draghi. In un angolo siede Grilli con in mano una calcolatrice, e chi, sorpreso, gli chiede cosa stia facendo spiega di aver escogitato un algoritmo per capire l'esito del voto dalla cadenza con il quale i grandi elettori si avvicendavano all'urna, e ci prese. Quindi andiamo avanti, non voglio allungare troppo il brodo. Ricordiamo che il via libera da parte del governo Meloni è venuto a gennaio, ma l'operazione non sarà chiusa prima dell'estate. Qua si parla dell'operazione Team KKR. Viene scorporata Sparkle, la società che gestisce le connessioni internazionali acquistate dal Ministero dell'Economia, che sborserà poco più di 700 milioni di euro. Quindi questo, se volete, vale la pena di fare un salto in edicola, ve la faccio rivedere, mentre andiamo avanti per correre, per non rubare, perché stiamo sforando in maniera inaccettabile i punti che mi sono dato, il tempo che mi sono dato. Marchi di stampa, altra figura, Enrico Marchi, presidente del gruppo bancario Fivint e della SAVE, la società che gestisce l'aeroporto di Venezia, in controluce, ve lo faccio vedere, è l'uomo che tutti vorrebbero, ma lui non si concede. Scusate, hanno suonato il citofono, abbiate pazienza, adesso vado ad aprire, scusate. Eccomi qua, sono tornato da voi. E quindi la laurea in Bocconi pure lui, la militanza giovanile tra i giovani liberali, questo ci tengo, l'amicizia con l'ex governatore veneto Giancarlo Galan, vi ricordate, incappato in alcune sventure, e l'hanno un po' definito Cairo del Nord-Est, quindi ha comprato, anzi si è messo a pubblicare alcune testate del gruppo Gedi, che sono giornali cartacei come questi, di proprietà della famiglia El Khan, come sapete, e diventerà un editore importante. Dunque lui si era candidato ai tempi dei liberali, e i due diciottenni o poco meno militavano, lui e Galan, uno in un lato con umanesimo liberale e l'altro in quanto liberalismo tecnocratico, nel minuscolo partito di Renato Altissimo e di Valerio Zanone. Solo che poi Marchi, fatta eccezione per una breve esperienza come assessore al bilancio nella provincia di Treviso, negli anni 90 non ha voluto più saperne e di impegnarsi in prima linea nei consigli comunali e regionali, preferendo appunto l'impegno nella sua holding diretta dalle ampie stanze della villa di famiglia accanto alla moglie. Quindi altro manager, gran commis, uomo che tutti vorrebbero a dirigere gli affari, a portare in salvo quello che resta della nostra economia che non è ancora stata venduta, e andando a saltare con un lungo salto in avanti ma un lungo salto anche in indietro, ci portiamo a questo articolo, il cigno nero degli agnelli. Questa è Pamela Churchill, qua fotografata nel 1941 a Londra. Guardate, non era una bella donna, anzi era piuttosto grassottina, ma poi dice che la pinguedine infantile svanisce. Ha frequentato i più grandi salotti diplomatici internazionali ed è stata, come sapete, anche l'amante, poi quasi moglie, dell'avvocato Gianni Agnelli. Qua parla di vite e matrimoni di Pamela Digby Churchill Harriman. Molte sono le donne che hanno scelto uomini da sposare in cambio di succose vite future agiate, ma corriamo, e dice che è stata presentata in società re e nessuno della sua età se la fila perché bruttina e decide di puntare quindi sui vecchi. Un giorno arriva una telefonata, adolescente, frequenta solo anziani ricchi e potenti, quando scoppia la seconda guerra mondiale, appunto, e suona il suo telefono. E chi ci sarà al telefono della nostra Pamela Churchill? E chi c'era?
e al telefono c'era niente proprio di meno che Randolph, il figlio svalvolato di Churchill, Winston naturalmente, che siccome deve partire per il fronte e teme di tornare sdraiato, vorrebbe assicurare un erede alla dinastia e si è informato, e un'amica le ha descritto, una sgualdrina dai capelli rossi, così gliel'ha descritta, che potrebbe fare alla bisogna. Qual è il suo aspetto? Le chiede Churchill Jr. sempre al telefono. Ho i capelli rossi quando la contatta e sono abbastanza grassa, ma la mamma dice che appunto la pinguedine infantile scompare. Il 4 ottobre del 1939, alla presenza della più alta aristocrazia e ovviamente di Winston Churchill, non ancora primo ministro, una volta rimasta incinta, Pamela si trasferisce proprio a casa dei suoceri e gli sposi praticamente non si vedono più. Lui tra le sue amanti e lei col più interessante Winston, che nel frattempo diventa l'eroe del mondo libero. Quindi Marita era in giro, lei stava amabilmente col papà del suo uomo e soprannominata Milkmaid, oppure la famigerata signora C. Pare che Pamela fosse destinata, la battuta tremenda, che poi finisce dentro Preghiere esaudite di Truman Capote, ovvero se le uscissero dal corpo tanti cazzi quante le sono entrati, avrebbe l'aspetto di un porcospino. Quindi già all'epoca altro che body shaming, altro che disintegrazione, altro che dossier. E poi finalmente si arriva al dunque, qua andiamo a concludere questo pezzo magistrale, manco a dirlo, di Michele Masneri, che è lui che sa scrivere benissimo delle dinastie, c'è anche un suo libro Dinastie, da cercarlo perché è da non perdere, uscito un anno fa. Finalmente lei conosce il 25enne Gianni Agnelli, tutto preso a fare la sua vita fitzgeraldiana in Riviera, dotato di una rendita annua di 5 milioni di dollari ai prezzi di oggi, mentre la Fiat bada balletta. Il professore, lo ricorderete, a un certo punto si fa la sua storia con Ali Khan, scusate, ho perso un pezzo, no scusate, viene invitata sul veliero Tomahawk insieme a Gloria von Fürstenberg, futura Guinness, l'imprenditore della birra, ma il di lei figlio prende il morbillo e lei va da sola. La prima sera sul veliero di Agnelli uno blova in frantumi e lei si taglia la faccia. Secondo Limer, un presagio di come andrà la storia. È una storia di due mondi a confronto. Da una parte l'aitante ereditiero italiano, ancora un po' ruspante, e dall'altra la già navigata nobildonna inglese che conosce chiunque conti nel mondo. Lei va a Torino e quel che vede le piace. La famiglia Agnelli è un po' meno contenta. La predatrice inglese già sposata, eppure di fede anglicana, preceduta dalla sua fama, non è proprio la sposa ideale per l'erede al trono ufficioso d'Italia. La storia dura 5 anni e secondo Limer lei fa di tutto per far capitolare Gianni. Gianni si godeva il tempo nel frattempo trascorso con Pamela, ma non viveva davvero con lei. Sfrecciava avanti e indietro nella furiosa corsa della sua esistenza con la sua Ferrari. Pamela comprendeva perfettamente gli uomini e le loro maniere, di sicuro si rendeva conto della sua posizione nella vita dell'amante. Gianni era abituato a uscire con una serie di gaudenti cocainomani, le cui principali qualità erano il loro aspetto fisico e i loro soldi. Veniva dunque la famosa notte, tutti ricorderanno, in cui in una sera sono a cena in una villa e lui la molla, questo Gianni molla la Pamela, perché lui si annoia. Lei finisce la cena e torna a casa e la trova con un'altra, Anne-Marie d'Extinville, e lì Pamela si infuria. Lui si offre di accompagnare a casa l'amante occasionale, ma strafatto di cocaina prende male una curva e colpisce in pieno il camion di un macellaio. Qua non lo dice, ma sono morti in 2, se non tutti e 3, quelli che andavano all'alba a lavorare. Mascella rotta e fratture in 9 punti a una gamba, immediatamente trasferito in un ospedale fiorentino dove vorrebbero amputargliela, ma lui non vuole e gli rimarrà per sempre una specie di moncherino. Le sorelle sono terrorizzate che, approfittando dell'ospedalizzazione, Gianni capitoli a Pamela, ed il momento allora in cui si giocano la carta Marella Caracciolo, la delicata principessa dal collo lunghissimo. Io qua chiudo perché sto veramente approfittando della vostra pazienza, ma un pezzo che vale veramente una storia del capitalismo familiare del Gianni Agnelli, giovane, quarantenne, prima di doversi mettere a lavorare. Last but not the least, Deep State. Qua abbiamo un piccolo segnalibro, perché se volete
è uscito un libro di cui non voglio leggere nulla, se no veramente non vi lascio più andare a pranzo, Nelle stanze silenziose del potere italiano, dove si annida il deep state, chi governa davvero il paese, un libro di Luigi Tivelli. Qua è il paio del libro uscito, Io sono il potere, sull'intervista di Giuseppe Salvaggiulo regalatomi per Natale, dove un capo di gabinetto che non si dichiara mai racconta dei suoi colleghi. E qui lo ha scritto questo libro un alto funzionario pubblico, per l'appunto Luigi Tivelli, che è stato consigliere parlamentare della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio e capo di gabinetto. Si intitola I segreti del potere per le voci del silenzio, edizioni Rai Libri. 384 pagine. Contiene ritratti e testimonianze di altri civil servants frequentati dall'autore. Capi di gabinetto, direttori generali, vertici degli enti pubblici, dei servizi segreti e di sicurezza, responsabili dell'azienda a partecipazione statale. Il caso di Antonio Patuelli, Giampiero Massolo, Paolo Savona e Giuseppe De Rita, uomini del silenzio in senso largo, però conosciuti dal grande pubblico. Dall'altra parte, invece, sulla tolda del comando si comportano come se fossero ufficiali addetti alle macchine, indispensabili per la navigazione dell'Italia, ma sconosciuti alla gran parte dei passeggeri. Quindi non fa i nomi di chi veramente detiene il potere. La prima repubblica è una partitocrazia, poi è prevalso un potere sempre più carismatico, ci scrive sempre Stefano Cingolani commentando il libro di Luigi Tivelli. Il predominio è una tendenza gennuccia degli anni '80, si pensa al ruolo di Bettino Craxi, poi sviluppata da Berlusconi con Mani Pulite, si è imposta la Repubblica delle toghe, poi è arrivato il tempo della giudicatura, come lo chiamò un giurista politico francese, Robert Badinter. Quella rottura non si è più ricomposta e da allora l'Italia è vissuta in un regime di contraddizione permanente tra i tre poteri dello Stato, con il prevalere di volta in volta di quello esecutivo e di quello giudiziario, oscillazione della quale ha fatto le spese il potere del Parlamento. Qua non mi innesto sulla polemica del presidenzialismo, prima di chiudere vi faccio vedere solo la copertina, un'inchiesta, eccolo qua, Il Sacco di Milano, Beppe Sala, il dossier parla di tutto meno delle fonti che hanno costruito Milano per come oggi, parla di permessi a costruire, di verde divorato, di cemento, ma non parla di come e chi è investito nella città meneghina, perché neanche la verità, scusate, il panorama diretto del Maurizio Belpietro può fare luci su questo genere di operazioni molto molto opache. Denim, eccolo qua, camicia aperta per l'uomo che non deve chiedere mai, grande pubblicità degli anni 80-90 e poi basta, 2000, non me lo ricordo. Regalo di Marco di Roma, eccolo qua, color whisky, che questo se lo potete anche mettere in macchina, nel cassettino della vostra Maserati 4 porte, guardate la mano, spostandosi da tonalità più intense, un bollino ne descrive il contenuto e potete anche vedermi in trasparenza, ma adesso andrò ad aspergermi con questo meraviglioso after che ha ancora il tappo che sa di vetro, sentite, un po' meno di altri, ma comunque un sentore di vetro. Andiamo a spargere questa ventata da film di Carlo Mazzacurati, ieri sera su Rai Movie, potete rivederlo, Notte Italiana, bellissimo film del 1987 con alcuni di questi personaggi con i cappotti lunghi, con le camicie e con le giacche a quadretti che si muovono nella zona del delta del Po, dove il grande regista padovano ha girato molti suoi film, con un bravo Marco Messeri. Invito a vederlo e a ritornare sentendo il profumo di alcol, il profumo tradizionale di quell'Italia che non riusciamo forse più a riconoscere. Ritorniamo e ci salutiamo lasciando che l'aria, prima di uscire, dia il colpo finale di ossigenazione, dando veramente l'imprimatur all'uomo che non deve chiedere mai. Andrea vi augura buona domenica e arrivederci alla prossima, ciao!